Ciao a tutti, auguri ai giornalisti, auguri a noi giornalisti. Ieri è San Francesco di Sales, 24 di gennaio, appunto il patrono dei giornalisti. Unica fa in tempo a fare il video ieri, il fu in che peraltro il 25 gennaio in sarebbe anche la conversione di San Paolo, quindi altro grande comunicatore, e neanche la festa della famiglia, quindi il luogo dove più si comunica tra le persone, almeno nella maniera più diretta, più intima, più familiare appunto. Quindi un augurio, un grazie a quelle due voci che secondo me sono le più limpide, anche le più libere in questo momento, cioè quelle del Papa Leone XIV e del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quest'ultimo ha ricordato che un'informazione libera, un giornalismo libero consente di farsi un'opinione indipendente alle persone, e il Papa ha ricordato e consigliato di governare le nuove tecnologie. Sono affermazioni che, diciamo, anche uno con un po' di buonsenso penso le potrebbe raggiungere. È chiaro che date con un'autorevolezza tale sono ancora più importanti, però appunto con tutto il resto che hanno aggiunto, ovviamente ho citato le due affermazioni, sono sembrate fra le più significative, e in questo momento diciamo che mi sento anche così, personalmente penso anche a caviatersi sem vicino a tutti quelli che invece comunica dire la sua opinione. In questo momento possiamo pensare all'Iran, ma pensiamo a tutti gli altri paesi. Purtroppo ho fatto un conto grosso modo molto spannometrico, ma purtroppo penso che una metà della popolazione mondiale sia in luoghi dove la libertà di espressione di stampa non è tutelata. E c'è anche l'anniversario purtroppo del nostro Giulio Regeni, anche lì la richiesta che ci sia verità completa purtroppo è così difficile. Ecco, siamo vicini sicuramente a tutti quelli che vorrebbe dire la sua opinione liberamente, con il rispetto di altri, ma purtroppo non ottiene rispetto da chi dovrebbe darlo, cioè da chi governa. E io credo meglio di vedere anche la puntata del report, forse lo Gemolino un'altra volta, comunque chiaramente una delle trasmissioni più significative che fanno informazione. Io ritengo che alle scuole superiori andrebbe fatto vedere proprio come educazione civica, sì, penso di sì. Questo e qualche altra proposta appunto di informazione veramente interessante e fatta bene, insomma. Bom, speriamo che irò andare meglio per un po' di persone. Vi auguri una buona settimana a tutti, grazie, auguri anche a voi e ciao a tutti.